Nino Bettioli. Io sono nato qua, queste parti qua. No, a Treviso sono nato, mi ha portato a casare che aveva 2 anni. Come mai? Mercato? Ma non mi fai i nomi dei baccari? Come no, sì. Sì. Allora, se uno Io sotto il Cavallotto, sotto Renosto, sono stato sotto Marina, Ho capito. sotto Bertui, Cavallotto. Sì. No, ma mi interessava, scusa, senza che si offende, ma mi interessava questo discorso qua che il tirava avanti e barche su sto posto qua. Sì. Chi è che ha fatto sto lavoro? Anche a Io anche io, no? Perché mancava il vento e tiraremo a barca. Ma qua cosa venivi Qua barca vuole. io non Sì, ho capito, ma in particolare non veniva a tagliare il paù qua. No, è Lazzaro che tempo è. Mi hai detto chi veniva a tagliare il paù? Il strame, sì. Ma Stravini perché barca è meno caricato. È vero, qua come era? Mi sono in attimo. Vabbè, insomma, diciamo come che venivi su il resto qua, che mi dicevano Dopo, con che strame, i contadini stessi tiravano fino a qua ai portellani. i contadini no, No, non poteva venire. Noi siamo solo in barca e mi toccava andarsi. Perché i cavalli non potevano venire? Per dire che non era gli argini? Privato no. Qua puoi venire i cavalli, basta. Ma perché non puoi venire più? Perché è privato. Sotto Veronese? Sicuro? Le altre altri che non avevi montando tribuaco a quel così così. Troviamo un albero alto e ora daremo un colpo perché saltasse, comunque fino a mezzanotte fino a Porte Grandi veniva più spinte a vela le barche, dopo da Porte Grandi là troviamo i cavalli. Sì, da qua veniva via. Non tirando io là. Se non era vento? Non era vento, perché stavamo qua, questa qua no. Toccava andarsi e tirare. Ma mi dire quell'episodio che io avevo detto per i gabbi tiravi, come era? Mi fonte bene, come era? Ma veniva avanti con la barca, saltavamo i gabbi, anno, camminando, passavamo col battello la barca che veniva da Dio, e tiravamo di la banina alta, e dopo trovavamo un gabbo, finché arrivavamo a 12 con intera ferma, e dopo venivamo avanti tirando alla scala. Ma questo succedeva in laguna, poi era in laguna ora? Era quando era vento, insomma, un po'. Ma il punto preciso che finisse a terraferma e comincia a laguna si chiama Adossa? Sì, Adossa. La Adossa. O che fosse la balanza, non che la balanza. Non si batteva qua, no? Mi sono arrivato il frate, Dove che casita? La balanza grande. No, sono arrivato all'idrovora prima. Ah, per la quale si Sì, no, perché mi ha trovato in video. Dove che c'è l'incontro di acqua salata e... Ho capito. Passare per Burano. Zio Torcello o Burano? Prima Torcello, dopo Torcello. Torcello o Burano? Allora mi chiede. Allora, se la barca era vuota, in qualche maniera col crescente del mare si veniva avanti. Ma se la barca carica si andava a Portogallo o di qualche cosa, non si era capace di andare tirando. Era venivamo qua, magari fermare l'acqua e il businello qui. E dopo anche con un cavallo, così chiedere che se permetteva, fa piacere, e poi che poteva in abitudine, e Lucimi no, era proibito. Non ho capito come fermare l'acqua del businello. Che l'ora che spinta dell'acqua che va giù, vede? Dalla porta là, che scarico là, per cambiare l'acqua perché non si mazzisse per non avere sulla malaria. E allora si veniva qua a far chiudere segretamente qui a porta. L'acqua si fermava. E allora in 2 ore dalla valle, dove sta il Veronese, che era la barca, si veniva su, dopo si diceva siamo arrivati, e ora apriva ancora e male l'acqua. Sì, chi era quello delle porte, ora? Sì, sempre male. Ma voi Nino Bettioli, io credo di Sono Bettioli, no. io Gelino mi nome qua. Gelino. Classe? Quello suo con il 12. Per 12. E il signore qua invece? Palpinello Alvino. Io sono un palpinello. Da 32. Dai, sono tosato. Da Ferrara, tutto il lungo po', per il frumento, per Stucchi, una volta che andavamo lì in Stucchi. Ma stu chi è? A Venezia, Giudecca. Sì. Esatto, si vede bene, erano quelli di si andava a tutti i fiumi perché faceva i mercati, Padova, e allora quelle barche non c'era cami, si andava a caricare fino a Cervignano, si andava, tutte le zone, tutti i fiumi, rendo che si poteva navigare con la barca, no, mi aveva detto anche Prezzenico,
non è tanto strada, adesso diciamo la Precenicco, sa? In Friuli? E si andava a caricare anche là il fermento, perché dove che vendeva il fermento, la bonifica, la di noi si andava a prelevarlo e si controllava quel campione, se no si protestava. Qua dobbiamo caricare il barbino. Qua è cosa, ma poi era c'è o bene? Fin poco tempo fa, no? No, 50 sì adesso. Io cominciai a mia via con la 28 anni del 26. Del 26. Del 26. Ma insomma questo tratto qua era difficile da fare, venire su o no? A propri mesi di andarsi. Perché cavalli quando venivano? No, da qui si era la partenza di casa. Qua bisognava andarsi, se era vento andai bene. È lo stesso da Caorle, bisognava andarsi fino a Caorle San Galetano, l'Emene, si va a Portogruaro, vengono chiamare i cavalli in Cavanea di Portogruaro. Fino a giù, a prendere le barche cariche di terra per fare consime. Sì, nel rito si vede. Vianello, Pipetta, a Portogruaro. Vianello si chiamava. Avanti perché la barca come sei? Con stucco come sei? Stucco e pittura fa bella figura. Pure la sposa no? Anche perché io, qui a Venezia come sei? Chi vuol vedere Venezia intera sta mattina, inverno a sera. Perché la secca grande del mare è dell'estate, mese di luglio e agosto. E invece d'inverno a 6 gennaio. Sta mattina, inverno e sera. Ma non ho capito. E perché mattina? Perché all'estate la secca grande del mare, la magra, bassissima acqua è dell'estate. Dopo la mattina? Al mattino. Che sei ancora? La secca grande. E l'inverno, e invece d'inverno sei a sera, a secca grande. Tutto il contrario. Ah, oddio. Io sì o no? Ma tu Quanti anni fa ancora? Dunque deve essere stato dopo guerra, più di 18. Ecco, e come funzionava? Come le presenti? A mano, là così c'era il veniceo, a mano con una catena, si tirava e muoveva l'acqua e c'era il buco là nelle porte, tirava su lo sportello, riempiva il vaso, qui era pari e l'una si apriva. A mano così. E Variceo che c'è ancora il buso, dove sei quei acchi. È quel posto là, è quel posto dove c'è che vai lo stesso, che adesso strucca il bottone. Ah sì, là? Chi lavorava a mano, insomma, quello a mano. Ma se di volte di notte si andavano con Adi, Sì, se chiamarli ora. Sì. Anche il businello non avevi serato due volte, no? No, là è il servizio suo. Sempre avevo ricordo, non so se viene? Sì. E qui si paga io lo Stato. Capito. Ma quando chi ha sistemato qua nel 39, che avevo scritto a lapide, avevo scritto 1939 sta casa qua, o 30 o altri anni, mica cambia però i pironi. I gari non hai? Dove che era bisogno o tutto? Sì. No, è giustissimo, ma sta arrivato. Ma i gari restaurati più grossi, vuol dire no che abbia rifatto tutto il buso, il vaso? No, io a secca però, Ah, non a seccare? Sì, per bacchi. Mica cambiare il porte? Io ho fatto i cassari a 50 metri di qua e di là. È lo stesso del 27 del 27 e del 27 del 27 lo stesso hanno era porte di legno era stata per il cavallino Hai fatto i cassi? 2 volte sulla Veraini dopo un'anno che ho cominciato a fare il barcaiolo e dopo qua sì.